Bentrovati, oggi parleremo di salute mentale. Fatti di cronaca ci pongono sempre più spesso di fronte a episodi di violenza, al disagio giovanile, ragazzi che si presentano armati o che per un non nulla aggrediscono i coetanei, ma sappiamo dei tanti conflitti che sfociano in famiglia, degli uomini violenti, e quando si va a processo spessissimo gli avvocati chiedono una perizia psichiatrica. Cosa sta accadendo? Sappiamo che l'ASP di Catania, per questo abbiamo invitato il direttore del Dipartimento della Salute Mentale dell'ASP di Catania, le richieste sono in aumento, c'è un disagio che è palpabile, perfino la Comunità Europea chiede maggiori investimenti su questi servizi. Ne parliamo dunque con il direttore del Dipartimento dell'ASP di Catania, Carmelo Florio, ma con noi c'è anche Enrico Orsolini, avvocato, ma è presidente della consulta delle famiglie del Dipartimento Salute Mentale dell'ASP di Catania, nonché presidente di una Onlus Autismo Oltre. Quindi chi meglio dell'avvocato Orsolini può come dire, toccare con mano e raccontarci e spiegarci come dire, come si sta dall'altra parte della barricata. Da un lato abbiamo l'ASP con i suoi servizi, dall'altro lato gli utenti che sono rappresentati proprio dall'avvocato Orsolini. Dunque, dottor Florio, cosa sta accadendo? In Dipartimento arrivano diverse richieste, sono tutte congrue, c'è un disagio, fuori dalla diretta mi raccontava che perfino i conflitti condominiali vanno a finire con richieste al Dipartimento di Salute Mentale. Intanto grazie dell'invito e mi fa piacere che sulla salute mentale si sia aperto più di un momento di riflessione e di comunicazione. Allora, intanto mi lasci dire questo, che purtroppo si parla di salute mentale a volte anche a sproposito, nel senso che si sdogana quell'equazione per cui violenza uguale salute mentale, aggressività uguale salute mentale, conflitto uguale salute mentale. È vero che la domanda è cresciuta, ed è in crescita, però il tema che lei affronta è che si ritorna indietro in quello che è lo stigma, il pregiudizio che vuole che la psichiatria, la salute mentale sia collegata al matto pericoloso. Adesso chiaramente i fatti di cronaca spesso impropriamente mettono insieme questi due aspetti. La violenza sappiamo che è una dimensione multideterminata e che comunque i disturbi mentali non sono più, la violenza non è più comune in chi ha un disturbo mentale. Quindi, però ci sono dei dati, quelli che sono i più recenti è il rapporto salute mentale del Ministero della Salute, sono dati usciti da poco tempo e ci consegnano una fotografia sicuramente preoccupante. Per esempio questi dati ci dicono che i servizi di salute mentale italiani, quindi parliamo di un dato globale, assiste quasi 850.000 utenti, con un aumento, quindi con un aumento degli accessi, dei nuovi accessi del 32%, è un dato rilevante. Ma in questa grande fetta cosa c'è dentro? Certamente c'è dentro un mondo variegato, un mondo in cui a volte noi siamo chiamati in causa più come controllori sociali che come curanti. Io ricordo che i servizi sanitari erogano prestazioni, noi eroghiamo prestazioni complesse. Il tema dell'aumento della domanda è collegato anche ad un aumento della complessità della domanda. Faccio l'esempio di questa frontiera che sono le doppie diagnosi, cioè il soggetto che ha una dipendenza, e oggi la dipendenza può anche essere dai social, e che ha una comorbidità, cioè è associato anche a un altro disturbo mentale. Mettiamo il disturbo bipolare che molti magari avranno sentito. Ecco, questo rende la nostra organizzazione con la necessità di aggiornare le nostre modalità di accesso. Certo, un tempo non esisteva internet. Non molto tempo fa si è parlato di questa modalità di prossimità, le unità di strada che cercano di intercettare il bisogno. E allora e poi c'è il tema anche delle nuove patologie.
Sì, lei accennava alle 20 dipendenze anni fa social. non si parlava di malattie del neurosviluppo, si parlava molto meno di disturbi dello spettro autistico o di ADHD, quindi come vedete la domanda cresce nel numero, nella quantità e nella complessità. Recentemente si è parlato di questo budget della salute, nel senso si è parlato di persone con un disagio psichico che possono accedere al mondo del lavoro. È una frontiera poco, come dire, poco conosciuta, ma sulla quale io credo che bisogna anche, come dire, capire bene come funziona. Lo chiedo a lei, ma lo chiedo anche all'avvocato Orsolini. Allora, io do un accenno e poi lascio la parola all'avvocato Orsolini. Sicuramente questa è innovazione, la Sicilia è all'avanguardia e le linee guida che già sono datate di quasi 5 anni ci offrono uno strumento nuovo. Come tutti gli strumenti nuovi devono prevedere un aggiornamento professionale. Il budget di salute non è apriti sesamo, non è la password miracolosa, è uno strumento che in qualche modo offre la possibilità ad utenti con certe caratteristiche. Le linee guida definiscono il perimetro dell'utente, quindi non qualunque persona, anche se poi credo che l'avvocato Orsolini preciserà meglio questo aspetto. Quindi noi già siamo, noi a Catania ma anche nelle altre province, con difficoltà, perché quando tu gestisci risorse economiche devi stare attento come li gestisci. Come spendi i soldi? Vi do pubblici. soltanto un dato. Noi nell'albo dei cogestori, quindi degli enti del terzo settore che coprogettano, che quindi insieme ai servizi definiscono un progetto di cura, un progetto terapeutico, che noi chiamiamo PT con questo acronimo, significa che noi abbiamo una platea di 32 enti del terzo settore, di cui 21 hanno, come dire, proposto e coprogettato col Dipartimento dei Servizi. È un grande sforzo da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista formativo, per cui noi già da qualche anno e quest'anno alzeremo l'asticella, ma voi capite bene che se in un servizio di salute mentale è spostato sull'emergenza-urgenza, come oggi purtroppo succede, lo spazio, il tempo per ragionare su un fatto nuovo, perché questa è innovazione, però l'innovazione prevede anche dei livelli anche di qualità di quello che tu offri e di appropriatezza. Quindi guai a lasciare, come dire, spazio ad aspettative irrealistiche, certo, miracolistiche. Questo grazie, è tanto dico. Prego. Grazie dottor Florio. Avvocato, quindi c'è un problema di risorse economiche, di personale adeguato, ma anche di domande e offerta che devono incrociarsi. Assolutamente sì. Va precisato, ritengo opportuno precisare che l'inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro esiste già con la legge 68 del 1999. In questi ultimi anni è stato fatto un percorso finalizzato all'inserimento delle persone con disabilità psichica nel mondo del lavoro, e lo strumento del budget di salute mentale in associazione a cui a supporto è intervenuto anche una modifica normativa della Regione Siciliana che ha previsto la obbligatorietà dell'inserimento della disabilità psichica nei bandi di posti di lavoro della pubblica amministrazione a favore delle persone con disabilità, consente certamente oggi di prospettare un futuro di inserimento delle persone con disabilità psichica nel mondo del lavoro importante e più ampio. Ma, come diceva il dottore Florio, non dobbiamo e non possiamo dare aspettative ulteriori rispetto a quelle che sono le realtà. Il budget di salute mentale è uno strumento importante che consente di progettare attività e terapie in favore delle persone con disabilità psichica su 3 assi fondamentali, che sono quello dell'asse abitativo, dell'asse della socialità e dell'asse lavorativo. Ma progettare attività terapeutiche non significa
trovare posti di lavoro. Questo è opportuno sottolinearlo, perché non dobbiamo lasciare false speranze agli utenti, e io parlo in questo caso da presidente della consulta delle associazioni e degli utenti del Dipartimento di Salute Mentale. Non dobbiamo lasciare false speranze e non dobbiamo far credere che fare un budget di salute mentale significhi trovare un posto di lavoro per una persona con disabilità psichica. Cioè, diciamo, lei dice non è certo, ma sono arrivate alcune domande. Qualcuno ci chiede: ma come si fa ad accedere, come si fa a capire se mio figlio può essere inserito in questo budget, quindi può incominciare un tirocinio, qualcosa che lo introduca nel mondo del lavoro? Come chiaramente diceva poco fa il dottore Florio, va realizzato un PTI, un progetto terapeutico individualizzato. Ciò significa che la persona con disabilità psichica deve già essere un utente del Dipartimento di Salute Mentale. Quindi deve essere una persona che è già stata in carico, che è già in carico, quindi che sta seguendo anche una cura, insomma, è seguito dai servizi sociali. In linea di massima la proposta parte dal case manager che ha in carico la persona, ma le linee guida precisano che la proposta può partire anche dall'utente, meglio dagli assistenti sociali delle cooperative o dei comuni che conoscono l'utente di salute mentale, e quindi che possono fare la proposta del budget di salute mentale. E poi il budget, da questo punto di vista, il progetto verrà valutato dalla commissione del DSM e quindi realizzato con la progettualità, come diceva poco fa il dottore Florio, con la coprogettazione e con la compartecipazione degli enti del terzo settore. Si introducono dei tirocini formativi, dei tirocini lavorativi. Il budget di salute mentale è uno strumento molto importante, perché al di là del tempo legato al Dipartimento di Salute Mentale, che è un tempo di 2 anni, in realtà la normativa precisa e specifica che a seguire dei 2 anni con il Dipartimento dovranno essere i comuni di residenza a dare seguito alla prosecuzione del budget di salute mentale, perché si tende naturalmente al reinserimento nell'attività lavorativa, nell'attività sociale e anche in una realtà abitativa eventualmente comune delle persone con disabilità psichica, affinché possano riacquisire un loro ruolo nella società, che siano essi autori di reato o persone con una disabilità tale da essere rimaste ai margini della realtà sociale per un periodo di tempo. Un nostro telespettatore ci chiede: ma si può essere inseriti anche nel privato? Allora, il passaggio dal servizio di salute mentale è il primo step. Quindi la persona deve essere conosciuto dai servizi, deve avere una condizione che rientra in quelle che sono le linee guida della regione, e l'equipe che ce l'ha in carico redige assieme all'utente la rivoluzione, se vogliamo così dire, è quella che noi con una parola americana utilizziamo, l'empowerment, cioè il dare capacitazione, dare dignità e anche far diventare un po' protagonista l'utente e il suo familiare. Di solito il modello che noi abbiamo è un modello assistenziale, è un modello contenitivo, non è un modello come si dice, costruttivo, evolutivo. Molti utenti ci sorprendono, nel senso che poi le opportunità che vengono offerte costruiscono risposte che a volte superano le stesse aspettative dei curanti, ma non è sempre così. Do un dato: l'anno scorso noi abbiamo lanciato a tutti i servizi: fate delle proposte. Ne sono arrivate da tutti i servizi, ivi compresa, aggiungo, l'area delle dipendenze patologiche e l'area del centro autismo, poco più di 190 proposte. Bene. Quanto abbiamo di fatto quanti budget abbiamo assegnati? Circa il 50%, perché poi non sempre il progetto tiene. Certo. Perché deve essere un progetto valido che aiuti veramente teniamo la conto persona che con lavoriamo disabilità. su un terreno vulnerabile, molto fragile, e quindi queste non continuità del progetto ci può stare.
Questo come dire, fa parte un po' di questa che è il cambiamento. Questo non so se può dare l'idea, però i nostri partner sono enti del terzo settore che sono iscritti, quindi che hanno un know-how, delle capacità di risposta che ci dicono siete affidabili, perché il progetto cammina ovviamente su due campi, su due piedi per così dire, quello della ASP DSM, quello dell'ente del terzo settore, ma anche quello dell'utente e dei loro familiari, certo, che in qualche modo. E poi c'è un altro aspetto che voglio valorizzare, che è quello degli indicatori di esito, cioè noi misuriamo poco le cose che facciamo e oggi con le risorse che abbiamo, poche, dobbiamo rendere appropriato quell'intervento per non sprecare risorse, per offrirle a chi magari può avere possibilità altre. Quindi voi capite che è una macchina complicata che si sta muovendo. Io sono molto contento perché questo dà l'idea non del solo dipartimento, ma di un dipartimento che ha come partner gli enti del terzo settore, l'associazione delle famiglie, gli enti locali, quindi voi capite bene che in Italia la fotografia dei dipartimenti di salute mentale è talmente disomogenea, cioè potremmo dire regione che vai, DSM che trovi, ci sono DSM che sono molto chiusi perché hanno pochissime risorse e quindi a stento danno risposte, altri che invece, quindi un DSM che dialoga, che si presenta, che comunica, in questo il ruolo dei mass media e vostro è indispensabile, perché ecco, noi per esempio, e poi chiudo, abbiamo un grande cruccio, l'accessibilità dei nostri servizi. L'utente che ci dice, che ci scrive, ma guardate che io ho telefonato, non mi risponde nessuno, oppure io ho fatto una mail, io mi sono rivolto all'URB. Ecco, intercettare precocemente il bisogno, anche migliorando i nostri sistemi di accesso, di comunicazione con l'utenza, è un punto su cui noi dobbiamo molto lavorare. Sì, perché tante persone stanno scrivendo proprio della difficoltà e quando si parla di salute in generale, quando propongo dei temi che riguardano la salute, in questo caso la salute mentale, ma in generale quando si parla di salute, insomma, tantissime le persone si lamentano appunto che i numeri verdi non funzionano, che non riescono facilmente a contattare la pubblica amministrazione. Questo lo dobbiamo dire, la burocrazia purtroppo è presente, bisogna superare anche questi scogli. Andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo, continueremo a parlare di salute mentale, dei servizi dell'ASP di Catania, cercheremo di capire ancora meglio come si fa ad accedere e quali sono le opportunità ma anche le criticità che in parte già sono emerse. A tra pochissimo. Eccoci, stiamo parlando di salute mentale, dei servizi dell'ASP di Catania, del dipartimento che è dedicato proprio a questo. Stavamo approfondendo anche il discorso del budget, cioè delle risorse economiche che sono destinate a determinate persone con disagio psichico che possono accedere al mondo del lavoro. Abbiamo capito che non è tutto così semplice, che le risorse ci sono importanti, ma non bastano alla richiesta che è sempre più in aumento, perché appunto, come diceva il dottore Florio, ci sono delle nuove, quasi, non dico patologie, ma certamente nuove dipendenze. Anni fa non esisteva internet, non c'era la dipendenza ai social, adesso si deve parlare anche di questo e il Dipartimento di Salute Mentale di Catania, dell'ASP di Catania, si occupa anche di dipendenze, quindi non solo più la dipendenza dall'alcol o dalla droga, ma ci sono anche questo tipo di dipendenze. Avvocato Orsolini, qualcuno ci chiede, lei rappresenta appunto un po' le famiglie che hanno, come dire, un ruolo importante all'interno dell'ASP di Catania e del Dipartimento di Salute Mentale. Come si fa ad accedere come dire, a contattarvi?
L'ASP di Catania ha introdotto il rinnovo della consulta dipartimentale. La consulta è un organismo che esiste già normativamente dal 2001, è stata rinnovata con una delibera del direttore generale del 2026 e il rinnovo della consulta ha portato all'apertura di un termine che abbiamo individuato nel prossimo 15 giugno per la presentazione delle domande di adesione alla consulta. Sul sito istituzionale dell'azienda è presente l'avviso specifico con anche la delibera di Quindi io familiare, per esempio, assolutamente di una persona con disabilità psichica posso contattare la consulta e chiedere di farvi parte. Far parte della consulta a titolo di utente personale, a titolo di associazioni, a titolo di organizzazioni di persone. Ma anche come singolo? Anche come singoli utenti. È sufficiente, ripeto, accedere al sito istituzionale dell'azienda, scaricare l'avviso, scaricare il modello di domanda all'interno del quale sono richiesti alcuni dati e l'indirizzo di posta elettronica al quale poter mandare la domanda ma anche contattare la consulta direttamente è consultadsm@aspct.it. Quindi mandando un'email alla consulta è possibile direttamente contattare l'organismo interno all'azienda dedicato agli utenti, perché diventa e speriamo possa diventare veramente uno sportello di ascolto e di raccolta delle esigenze degli utenti della salute mentale, certo non potendoci assumere alcuna responsabilità da un punto di vista sanitario o di accesso ai servizi, perché l'accesso ai servizi è riservato alle valutazioni sanitarie che competono ai medici, ma certamente potremo, come nella tipica attività delle consulte degli organismi del terzo settore, diventare cassa di risonanza per le esigenze e per le necessità degli utenti e delle associazioni. Ma chiunque fa domanda alla consulta entra di fatto va in valutata consulta? Ovviamente la tipicità dell'interesse, della congruità dell'interesse della persona e dell'associazione a far parte della consulta. Non voglio fare esempi, ma certamente di carattere anomalo, ma certamente troveranno accoglienza le istanze delle associazioni di utenti e di familiari di utenti che si occupano di salute mentale o che hanno come oggetto sociale il tipico intervento sulla persona fragile con disagio psichico, che sia esso bipolare, che sia esso di schizofrenia, che sia essa di autismo o di ADHD rientrante nel disturbo dello spettro autistico, cioè tutto ciò che rientra nell'alveo della salute mentale sarà certamente bene accetto nell'ambito della consulta della salute mentale. E la consulta si riunisce? Si riunirà formalmente in seconda convocazione, cioè, tipicamente periodicamente, si riunisce periodicamente, in questo caso si riunirà giorno 1° luglio alle 17:30 presso l'aula Commodari del Dipartimento di Salute Mentale in Corso Italia 234 Però diciamo l'idea è questa, che periodicamente voi vi riunite. Assolutamente sì, il regolamento prevede una riunione bimestrale della consulta perché ci si possa confrontare, tirare fuori le esigenze, capire quelle che sono le necessità, gli orientamenti e quindi acquisire quanto di utile e opportuno sia portare poi nei tavoli con il Dipartimento per affrontare le problematiche che in generale possono riguardare tutti gli utenti indifferentemente e quando eventualmente dovesse servire ci dovesse essere anche il caso del singolo utente. Ripeto, voglio precisare che non sia da considerarsi come la difesa del singolo utente, la consulta è la consulta degli utenti e delle associazioni, per cui porterà avanti gli interessi di tutti globalmente, laddove ce ne sia la necessità potrà valutare l'opportunità di fare delle segnalazioni al Dipartimento sul singolo caso specifico. Dottore Florio, è molto importante il ruolo della consulta per un ente pubblico, perché
sono due mondi che si incontrano, perché il pubblico deve conoscere quelli che sono le esigenze, è come se toccasse con mano. Sì, sì, assolutamente sì. Come dire, le associazioni delle famiglie, degli utenti sono portatori di interesse, sono da stimolo e da pungolo per le nostre organizzazioni, ci interessa molto il loro punto di vista, ci permettono anche di orientare meglio la nostra rotta di lavoro. Mi permetta di dire una cosa a proposito di costi, perché oggi nella sanità ovviamente si parla di razionalizzazione di costi. Purtroppo in salute mentale si spende troppo poco. Si spendesse tanto quanto se ne parla in televisione per i fatti di cronaca saremmo straricchi. Alcuni colleghi dicono è come se ad un medico che si occupa di odontoiatria gli dicono che non puoi curare l'ascesso con l'antibiotico. Noi non abbiamo bisogno di strumenti di ultima generazione, anche se anche la psichiatria è una scienza medica, è una disciplina che evolve e che coniuga anche il mondo delle neuroscienze. Però il nostro capitale è umano, sono i professionisti, umano. Certo. Che non è soltanto lo psichiatra, che già facciamo fatica a trovarli, ma anche professionisti altri. Penso al tecnico di riabilitazione psichiatrica, allo psicologo, all'assistente sociale, agli infermieri. Oggi l'infermiere in psichiatria o l'operatore sociosanitario è un professionista vero e proprio. Quindi se mancano le risorse, e voi pensate che vi do un dato, la spesa pubblica in Italia per la salute mentale è ferma al 5%. 5% della spesa sanitaria a fronte dell'11% dei paesi dell'OCSE. Vi do un altro dato economico, perché ormai non puoi fare questo mestiere se non guardi anche i numeri. Ebbene, se voi guardate quanto incide la cattiva salute mentale sul PIL, prodotto interno lordo, in termini di costi diretti e perdita di produttività, siamo al 3,5%. Fate voi i conti. Quindi, cari decisori politici, dico, io mi ritengo in questo senso di avere la fortuna di avere una direzione strategica che ci ascolta e che ci dà veramente, come dire, sentiamo la vicinanza e quindi mi ritengo da questo punto di vista fortunato, ma non perché siamo ricchi, perché lo spazio della salute mentale non è solo lo spazio del TSO. Perdonatemi questo riferimento, la Sicilia è, ahimè, ha il doppio del numero dei ricoveri in TSO, che sono i ricoveri coattivi, rispetto ad altre regioni, anche se il trend, devo dire, è in netta diminuzione. Però se non si investe sui servizi territoriali e si guarda soltanto all'ospedale, noi perdiamo la partita, e la partita ce la dobbiamo giocare ora, la dobbiamo giocare bene, e in campo non c'è soltanto la squadra dell'ASP, ma c'è la squadra delle famiglie e degli utenti. C'è un acronimo che si chiama UFE, che non è un marziano, è l'acronimo di utente formato e competente. E l'utente che è formato e che è competente è quell'utente che ha fatto della sua storia e della sua difficoltà strumento di cambiamento anche per gli altri. Certo. Quello che veicola un familiare competente o un utente competente diventa valore aggiunto per i servizi, e questo, credetemi, non è demagogia. Io sono un vecchio psichiatra prossimo alla pensione, quindi parlo con una storia che mi precede e ho visto il cambiamento è in corso, però dobbiamo fare, come si dice, squadra, ed essere, come dire, su questo dialoganti, a volte divergenti, e le differenze ci aiutano a comprendere, a tarare meglio la macchina. Però guardate che questi dati economici ci dicono che sulle risorse umane va fatto uno sforzo veramente importante. Sì, se posso... Lo sforzo è veramente importante in tutti i settori della medicina, ma qui stiamo parlando di salute mentale, il termine salute già dice tutto, cioè non stiamo dicendo sono dei pazzi, delle persone irrecuperabili per cui è inutile sprecare soldi per loro, stiamo parlando di persone che fanno parte della nostra società, che possono essere non solo riabilitate, curate, inserite
anche se il termine non è tanto carino, no? Perché già fanno parte della nostra società queste persone, non devono essere stanno ai ma margini. diciamo che stanno ai margini, come dice l'avvocato Orsolini. Prego, voleva aggiungere qualcosa e poi chiudiamo. Se posso ricollegarmi all'inizio della trasmissione, abbiamo iniziato dicendo sono in estremo aumento i numeri della salute mentale degli utenti. Fa da contraltare l'estrema riduzione dei servizi intesi come risorse umane di professionisti che erogano quei servizi, e ciò nasce da un collo di bottiglia che è stato creato circa 25 anni fa con i numeri chiusi a medicina e alle scuole di specializzazione. Sappiamo il danno che è stato prodotto da questo se, come chiuso. richiamava il dottore Florio, i decisori politici non prendono atto di ciò e non consentiranno l'ampliamento dei numeri degli iscritti a medicina, dei numeri delle scuole di specializzazione, continueremo a vivere da utenti in maniera sacrificata e sofferente questo gap enorme fra quello che è la necessità dei servizi, quindi delle risorse umane, rispetto all'aumento dei numeri degli utenti, che risorse umane interne che non potranno mai far fronte a tutte le necessità che ci sono sul territorio. Sappiamo della difficoltà che incontrano molti giovani nell'accedere alla facoltà di medicina proprio per questo numero chiuso, per i test, per tutto quello, eppure c'è un estremo bisogno e necessità di medici. Ma questo è un altro capitolo e sarà sicuramente un argomento di prossimo approfondimento di Sicilia 24 Focus. Io ringrazio l'avvocato il dottor Florio, l'avvocato Orsolini, ringrazio la regia che ci ha seguito fin qui e anche voi che avete seguito questa trasmissione. Alla prossima.